Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovati in un nuovo episodio di A Come Puntini Puntini. L'ospite di oggi è Francesca Azzeni. Francesca è mia nipote, ha 25 anni, ha 3 mesi di differenza con la mia figlia maggiore. Sono praticamente cresciuti insieme e quindi io di lei so tanto, ma non tutto. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! Come Puntini Puntini, un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. E buongiorno, da quanto tempo? Vero, da molto che non ci vediamo stamattina. Vedi bene? Devi metterti il giubbotto, è freddo? Un po'. Così, non chiuderlo. Ok. E benvenuta, guarda che stiamo già registrando. Lo so, Lei grazie. Non guardare lì come ha Va fatto bene. qualcun altro, tutto il viaggio guardando lì la telecamera. Allora, tanto sai cosa si tratta perché ormai non faccio più agguati perché tanto è meglio così non fare agguati. Allora, Vabbè. Cicina, io ti ho presentato, ho detto come ti chiami, quanti anni hai, il fatto che sei nipote e poi che so tanto di te ma non tutto, giusto? E che cosa... Non so. Infatti, che cosa non No, so? prima di tutto dobbiamo raccontare il tanto, Ah, che prescinde che io lo so ma gli altri no. Vado. Mi devi fare la scuola guida ovviamente perché non... Da quando hanno preso le patenti, le signorine, tutti e tre, cioè 2 mie figlie e lei, che praticamente è come se fosse, posso dirlo, la terza figlia. sì, sì. Ok? Prima non dicevano nulla in macchina. Ma perché non sapevamo niente? Ah, ecco, vedi, la conoscenza frega a Sì. me. Quindi non sapevano nulla e mi lasciavano guidare e non dicevano nulla, giocavano, chiacchieravano, ascoltavano musica. Adesso invece no, praticamente mi devono correggere ogni secondo. Ma lo facciamo anche tra di noi. Davvero? Posso Sì. passare? Posso passare? Ah. Non mi ha fermato la signora, grazie, arrivederci. Ok, da dove incominciamo? Mi sembra di essere a un colloquio di lavoro. Mi parli Wow! di lei? Mi parli di lei, brava, ecco, bellissimo. Siamo a un colloquio lo simuliamo, siccome non ne ho mai visto i tuoi colloqui di lavoro, non c'ero. In modo professionale. Ma sì, proviamoci. Mi parli di lei. Allora, io sono Francesca Alzi il volume perché sono Azzeni. sordo. Io sono Francesca, mi sono diplomata al liceo classico Quale? Dettori Di? di Cagliari. Allora, mica Ah. scontato. Ah. Qui siamo online on the world, come si dice in gergo. Quindi, boh. Ok, a Sì. Cagliari. Poi ho proseguito In gli Sardegna, studi. giusto per... Ho proseguito gli studi presso l'Università degli Studi di Cagliari e mi sono laureata in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione, che è una laurea triennale in cui si approfondiscono sia materie riguardanti il diritto sia economia, quindi ho fatto un mix di queste due cose. Come hai scelto questa facoltà? Allora, Scusi, come mai ha scelto questa facoltà? Ok, manteniamo in lei, eh? sì. La risposta formale che do ai colloqui di lavoro No, è che formale. che comunque mi interessava approfondire questi 2 rami, questi 2 ambiti. Comunque uscendo da un liceo classico alla fine non sapevo niente di economia e il ragionamento che ho fatto è stato, vedendo la società attuale, cosa mi può essere utile. Quindi ho deciso di intraprendere questo tipo di percorso e non approfondire invece quello in ambito lettere moderne, ad esempio, lettere antiche. Chi ti sarebbe piaciuto? No, però non mi sarebbe neanche dispiaciuto, cioè probabilmente me lo sarei fatto andare bene. Prima di scegliere questo corso dell'università ero molto indecisa, avevo fatto il test anche per psicologia, che era, diciamo, quello che avrei voluto fare, invece non l'ho passato, e poi avevo fatto anche quello di scienze dell'educazione, invece mi sono concentrata su
su questo corso di laurea dopo un anno però da quando avevo finito la scuola superiore. In quell'anno ero abbastanza indecisa su cosa fare, ho iniziato a lavorare in un posto di lavoro in cui sono stata 4 anni. Fermo un secondo, non ti ho detto una cosa, io faccio rec stop, Ok. non faccio montaggio, quindi evita di dire cose che non vuoi che si sappia. No, lo so, infatti non dico il nome, non dico il nome. Brava, ok, perfetto. Non dire il nome, ma ovviamente anche argomenti che non vuoi sì, toccare, cioè tutto qua. Quindi sei andato in un posto di lavoro, hai lavorato Ho lavorato lì 4 anni, ho mantenuto il lavoro. 4 anni, quindi hai lavorato dopo il diploma e anche durante lo studio. Sì, durante Ok. lo studio, facendo un part-time. È stato abbastanza difficile, però comunque guardando a posteriori è stato molto utile perché sono entrata subito nel mondo del lavoro. Io non avevo mai lavorato, mi sono rapportata con clienti, persone Era un strane. lavoro Sì, era front office, sì, diciamo. front office. Poi ho iniziato a capire anche un po' come funzionava una piccola azienda, le spese che ha una piccola azienda, tutte le cose necessarie da fare. Tornando al mio percorso professionale, dopo la laurea sono partita a Londra. Da ottobre 2024 sono tornata a maggio 2025, in cui ho fatto l'au pair. Cos'è l'au pair? È una figura, una babysitter che vive a casa di una famiglia e si occupa dei bambini principalmente, gestisce la routine quotidiana. Au pair alla pari in francese, giusto? Esatto. Aspetta, una cosa interessante che può essere utile, questo inciso non nel colloquio, ma... Incide anche nei colloqui in realtà. Cioè quando dico... No, scusa, sì, ma voglio dire, l'au pair è un circuito, nel senso che chi vuole essere per esempio incuriosito da questa possibilità, chiunque può fare domanda per poter sì, essere certo. inserito in un circuito dove vengono cercate, reperite le figure professionali in tutta Europa. Sì, ci sono qua, diverse giusto piattaforme, esatto. È la piattaforma, esatto. Dicevi, quindi lo dicevi che l'hai detto nei Sì, colloqui sì, di lavoro. ovviamente io l'ho inserito nel curriculum, quando parlo di questo aspetto comunque ho notato Ci nei fanno colloqui che ho domande, fatto, vero? fanno domande, si interessano comunque perché un'esperienza all'estero è sempre utile, anche se non è attinente magari alla posizione che stanno cercando. Certo. Però lì hai imparato anche la lingua, quindi è Ho stato imparato la lingua. l'obiettivo sì. era questo. Esatto, sì, era l'obiettivo principale. Poi in realtà anche mentre lavoravo durante l'università, sempre in quel posto di lavoro che ho mantenuto per 4 anni, ho seguito anche una pagina social, Facebook, di ingegneri. E quindi hai imparato anche a gestire un po' i profili. Tutto da autodidatta, cioè, mi piace Wow. molto usare Canva. Davvero? Sì. Ma mi scusi, l'esperienza au pair, per tornare un attimo indietro, questa esperienza in famiglia, oggi, cosa mi può dire che ha ricevuto come esperienza importante per la vita o per il lavoro? Cosa mi può raccontare? Allora, Cosa è sicuramente... stata utile, diciamo? Sicuramente è stato utile per quanto riguarda lo sviluppo dello spirito di adattamento, Ecco, perché comunque ci si ritrova in un'altra società completamente, tutto diverso, le abitudini sono diverse, alla fine vai a casa di sconosciuti, quindi devi un po' iniziare a conoscerli sia come persone, sia la loro routine, il loro lavoro, eccetera, quindi sicuramente è necessario adattarsi. e quanto è la responsabilità? Tanta perché sono persone che si fidano di te E ti lasciano i propri e figli? ti lasciano i propri figli, sì, Quanti ne aveva? allora io seguivo 2 bambini, uno 2? sì, Di che età? uno quando sono arrivata aveva 3 anni, Ah, la sorella invece era un po' più grande, ne aveva 10, quindi lei diciamo che mi aiutava molto, sia per quanto riguarda la lingua perché mi correggeva, anche perché il bambino sì, lo capivo, ma si mangiava un po' le parole e io comunque dovevo riuscire a comunicare con entrambi.
E poi, come dicevo, io sono arrivata lì, dal secondo giorno mi hanno dato praticamente piena autonomia con i bambini, quindi Al secondo giorno? sì, loro il primo giorno mi hanno accompagnato a scuola, mi hanno fatto vedere un po' quello che dovevo fare, sì, le dinamiche. Scusi, quanta esperienza pregressa aveva con i bambini allora? Un minimo di esperienza ce l'avevo con gli scout, ma Lei è stata scout? sì, sono Quanti stata anni? scout, oddio, forse 6 anni più o meno. 6 anni, caspita. E poi abbandonato, lasciato, interrotto, cosa è successo? Ho interrotto perché, allora, sinceramente non me la sentivo di continuare perché non mi sentivo più così tanto interessata a portare avanti un percorso del genere. Però è stata una bellissima esperienza che consiglio, utile, soprattutto ai teenager. Da che età secondo lei è utile? Forse ti interrompo con delle, ti dà fastidio? Sì, mi dà fastidio. No, è Stavo utile, il gioco. no, è utile da qualsiasi età secondo me. Io l'ho iniziata che ero già grande alla fine. Quanti anni avevi? No, di grande. No, in prima 10 media. anni. In prima media, in 10 seconda, anni, è sì. vero. Tra l'altro inizialmente costretta Da chi? ad andare. Da chi? Boh, non lo so da chi. Da un gruppo di persone. Da un gruppo di adulti. Ma scusi, scusi, mi viene bene, scusi. Ma non era costretta, era un'opportunità. da Era cogliere. un'opportunità un po' forzata. Era per bogarceli, si dice in gergo. Via, andate a fare scoutismo. No, però è stato utile. Cioè, inizialmente comunque ci sono state delle difficoltà perché io in generale sono una persona molto timida. Magari adesso che sono cresciuta mi sto un po' sbloccando anche con le esperienze lavorative, eccetera. Ho capito che essere timida non ti porta da nessuna parte, però ovviamente c'è una ragazzina di 13 anni, 12 anni in mezzo ad altri ragazzi della sua età. Che hanno fatto magari altri 6 anni prima, Esatto. lì, più scaffati. Sì, all'inizio è stato un po' così, però Qualche amicizia te la sei sì, me la sono portata dietro. Bellissima esperienza. Quindi torniamo all'au pair, hai fatto questa esperienza importante, Sì. responsabilità, lingua, e quindi torni a maggio, mi hai detto? Sì, quindi torno il 31 maggio in Sardegna con l'idea già di prendermi l'estate libera perché ne avevo bisogno comunque. Stando 24 ore su 24 alla fine a casa di questa famiglia, cioè ho costruito un rapporto bellissimo, veramente loro mi considerano come un membro della famiglia, però c'è anche da dire che io non ero abituata, cioè io sono figlia unica, sì, ho vissuto con Miki, Marghe, sue figlie, perché comunque abitiamo nello stesso palazzo. Di fronte. Però cioè, io non ero abituata a svegliarmi la mattina, avere 3 persone in casa, 2 bambini, nel senso... È vero, anche questo non l'avevo considerato. Sì. E poi vivere insieme proprio. Vivere insieme, avevi una tutto. camera tua, una stanza. Sì, avevo una stanza e un bagno, però alla fine... Tu devi anche preparare il pranzo, per caso? No. No. Io accompagnavo i bambini a scuola, poi ero libera fino a che non andavo a riprenderli il pomeriggio. E poi facevi i compiti con loro, li seguivi. Facevo poi li i portavi a fare compiti. sport, no? No, magari qualche volta li portavo al parco, perché per andare a fare sport c'era bisogno di usare la macchina e ci pensavano loro. Ok. E niente, poi sì, mi sono presa l'estate libera, ho iniziato a cercare lavoro di nuovo intorno a settembre, mi sono mossa molto tardi perché le mie aspettative erano di trovare qualcosa nel breve tempo, invece ci ho messo molto più del previsto. Mesi? Sì, non pensavo che il mercato Ah. fosse così. Ma aspetta, è un mercato dove c'è molta offerta o c'è poca domanda? Non lo so, cioè nel senso io ho mandato... Cioè è stato difficile in questo senso? È stato molto difficile perché Molto. gli annunci che mettono attinenti a quello che stavo cercando io, Cosa stavi cercando? risorse umane oppure assistente amministrativo, che è quello legato... Risorse umane? Sì, Ah, ok. Ti sarebbe piaciuto fare un lavoro all'interno di un'agenzia veterinaria? ad esempio sì, oppure stavo puntando molto su assistente amministrativo perché era coerente con la mia laurea, però nello stesso tempo avevo bisogno di imparare, approfondire aspetti che non conosco sinceramente, quello mi sarebbe piaciuto. Alla fine quello che sono finita a fare più o meno è coerente col mio percorso, diciamo che per ora va bene.
È un ruolo amministrativo adesso? Sì, è un ruolo sia di front office che amministrativo, quindi diciamo che avevo un minimo di esperienza, sto imparando abbastanza riguardo all'aspetto amministrativo perché è una realtà che io non conoscevo. È un settore commerciale, lo possiamo dire? Settore commerciale, sì, quindi sto imparando un po' fatturazione, lettura degli estratti conto, cose che comunque non avevo mai visto. Mai visto. Senti, e quando mi hai detto prima che hai scelto la facoltà in base un po' a cosa? Quale ti ha guidato? Il principio prima di psicologia, che era quello che avresti voluto fare? Sì. In primis, come prima scelta. Vabbè, sappiamo che ci sono i test, che è sempre il solito barriera all'ingresso che non condivido, ma vabbè, c'è. E poi sei passata quindi a una scelta, cioè che l'università, quanto, come dire, l'hai fatta in maniera quasi, non dico meccanica, ma leggo e ripeto, per dire, leggo e imparo, oppure perché è importante che ti piaccia qualcosa che studi? Allora, alcune materie le ho fatte leggo e imparo perché, cioè, leggo e ripeto perché le devo fare, nel senso non c'era un interesse da parte mia. Altre invece mi sono piaciute, le ho studiate con piacere e secondo me è un aspetto che influisce molto, cioè se finisci a studiare per 3 anni qualcosa che non ti piace diventa veramente pesante. Mamma mia! Esatto. Diventa molto pesante. Io appunto questo percorso dell'università l'ho intrapreso dopo un anno in cui lavoravo e basta, cioè io ho fatto un anno di stacco dalle superiori a questo inizio dell'università in cui comunque non studiavo per un anno, quindi la preoccupazione c'era, cioè rimettermi Ho perso l'abitudine, ho perso l'abitudine, mi devo mettere a seguire le lezioni, mole di programma completamente diversa dalla scuola superiore. Soprattutto autonomamente, non è nessuno che ti deve interrogare, esatto. Né compiti da fare, lo devi fare e basta, se lo vuoi fare. Sì, però secondo me alla fine anche se uno non lo vuole fare, vuoi non vuoi lo devi fare attualmente, perché sì, perché senza laurea, almeno il mio pensiero... Ecco, senza laurea, adesso è una cosa che mi piacerebbe affrontare con te. Nel momento in cui quanti colloqui hai fatto? È abbastanza. Una decina? Di più? Anche più di 10. Anche più di 10? Sì. E quando hai fatto i colloqui erano tutte figure dove la laurea era richiesta oppure non era indispensabile? In A alcune... prescindere dal fatto che fosse scritto, però dico, magari nel colloquio ti sei accorta se la laurea era una cosa indispensabile o comunque gradita, ecco il termine gradito. Allora, alcuni colloqui proprio richiedevano la laurea, altri invece era richiesto un titolo superiore, però ovviamente quando al colloquio ti presentavi con una laurea era un punto in più e loro, cioè lo vedevo che ne tenevano conto, ma in realtà da quello che ho potuto vedere sì, si tiene conto della laurea, ma soprattutto dell'esperienza. E il fatto è che la maggior parte delle aziende, ora come ora, cercano persone con esperienza, laureate e giovani. Cioè, io mi sono appena laureata, mi devi lasciare il tempo di fare un minimo di esperienza? Bella domanda questa. Cioè, nel senso, io sono disposta anche a farmi quel tot di ore, essere pagata molto meno rispetto agli altri colleghi, purché tu mi insegni qualcosa. Quello sì, assolutamente, sono disposta a farlo, però se non mi dai neanche la possibilità e ricerchi una persona super formata con determinati requisiti, è impossibile che la trovi a 25 anni. Quindi pretendevano anche la giovane età, la giovanissima età. Certo, perché ovviamente si prendono anche delle agevolazioni sotto questo senso. Alcuni me lo dicevano proprio, sì, noi assumiamo fino ai 31 anni 27, per no? questa posizione. Quindi il fatto di aver lavorato prima ti è stato d'aiuto, quei 4 anni che hai fatto? Sì, mi è stato l'hanno gradito quasi tutti, quindi lei ha lavorato 4 anni mentre studiava? Sì, poi soprattutto cercavo, come ho detto, annunci coerenti con il mio percorso, quindi alla fine era utile quello che avevo già fatto, perché un front office l'avevo fatto, rapportarmi col cliente, erano cose che comunque richiedevano. Poi ovviamente, cioè, competenze specifiche di economia, io l'ho sempre detto,
non ce li ho. Nel senso, anche quando mi è stata fatta fare una prova, io non sono stata in grado. Ci ho provato, ma non... in quell'altra occasione di lavoro. Però vedi, adesso questa cosa che di cui mi piacerebbe parlare è il fatto, appunto, è possibile lavorare mentre si studia? Sì, è possibile. E come e che cosa dovrebbero cercare i ragazzi se hanno voglia? Perché non è tanto una questione solo esclusivamente economica di voler guadagnare dei soldi, è anche proprio specificamente per farti una preparazione che non ti faresti mai subito dopo, e quindi è molto meglio farla durante. E cosa potresti consigliare? Cioè fare poche ore, pochi giorni, oppure tutta la settimana? Cioè tu questi 4 anni, quando lavoravi? Di mattina, di pomeriggio? Allora, io questi 4 anni ho sempre fatto un part-time. Ok, quindi... No, lavoravo in base ai turni, ogni giorno cioè lavoravo 5 giorni alla settimana, magari un giorno lo facevo la mattina, un giorno la sera, in base anche ai miei impegni universitari. Questo era stato stabilito dall'inizio. Conciliavi anche lo studio, sì, riuscivi a conciliarlo? Io riuscivo anche a seguire le lezioni all'università, quindi... secondo te il lavoro che hai trovato, che facevi non lo diciamo, ma dove lavoravi? Il tipo di lavoro, a prescindere da dove fosse, è di facile reperibilità per un ragazzo, secondo te? No, Perché? Secondo me la posizione in cui lavoravo io no, perché... Era molto fiduciaria? Era molto fiduciaria, sì. Se comunque... Per conoscenza sei arrivata lì? Sono arrivata lì per conoscenze, poi... Non lo so, secondo me lavorare durante l'università è utile, ci si deve organizzare sicuramente, e il mio consiglio è sicuramente cercare qualcosa di coerente con quello che si sta studiando, perché se no io non ci vedo tanto il senso. Cioè, infatti io in questi 4 anni non sono finita a fare una cameriera mentre studiavo economia, ma non per sminuire la cameriera, perché volendo portare a termine tutti e 2 i percorsi, sia quello universitario che quello lavorativo, comunque me lo volevo tenere, ho cercato di fare un lavoro, tra virgolette, attinente a quello che stavo studiando. Non era esattamente quello che stavo studiando, però si poteva declinare, cioè l'ambito era quello. Poi ovviamente se una persona fa l'università a tempo pieno e fa la cameriera, barista a fine settimana, assolutamente tanto di cappello, però io personalmente probabilmente non avrei speso tutto il tempo che ho speso in quel lavoro. Cioè, tu saresti rimasta lì fino alla fine? A prescindere da avvenimenti che sono successi, ma non importa. Dico, saresti rimasta là perché era più coerente tenerla anziché... Durante l'università sì. Probabilmente sì, me lo sarei tenuto fino alla fine, poi una volta finita l'università avrei cambiato come erano gli accordi alla fine. Io sono stata molto chiara. Tu ti occupavi anche di social lì dentro, mi hai detto che facevi i post o comunque promuovevi l'attività attraverso i social. Questo non potrebbe essere già, per esempio, una skill, come si dice in gergo, da utilizzare da parte di tutti i ragazzi che sono più o meno bravi a farlo ormai, perché sono nativi digitali e potrebbero in qualche maniera trovare dei lavoretti part-time, appunto, oppure anche occasionali, per fare un po' di esperienza differente dall'esperienza, diciamo, giocosa che si fanno dei social, un po' più professionale. Sì. Conosci amici che lo fanno? È una cosa che reputi una buona possibilità o no? Allora, non conosco amici che lo fanno, però conosco amici che vorrebbero farlo. Davvero? Sì. Studiando magari? Sì. Vabbè, almeno adesso avrai amicizie un po' più... diversificate anche, no, dico, magari sono già uscite dall'università anche loro, oppure chi non è mai entrato, chiaramente potrebbe essere anche... Però mi sono accorta che, per esempio, adesso in questi ultimi anni sì, ci sono aziende che cercano social media manager, ma cercano principalmente persone qualificate, cioè proprio con la qualifica di social media manager. Quantomeno con un corso. Sì, o con un corso, però... Quello non ti è mai interessato farlo? Se sei particolarmente brava, ho avuto contezza di questo fatto. Sì, però diciamo che ora l'ho un po' mollato come... non ti interessa più? No, allora mi interessa, però non facendolo costantemente. Probabilmente ho anche accantonato un po' l'interesse per questa cosa.
Però sì, in un futuro è una cosa che mi potrebbe piacere, perché appunto io questa cosa l'ho fatta da autodidatta. Cioè, sì, sapevo usare Instagram, ma non lo sapevo usare Bene. al 100 esatto, come viene richiesto per la pubblicità, eccetera. A parte che poi cambia ogni 5 minuti Esatto. l'algoritmo e quindi bisogna stare dietro alle novità, ai cambiamenti, ed è un delirio. Senti, quando eri in Inghilterra, come hai vissuto la parte un po' più sociale? Cioè, che paese hai conosciuto, che luoghi hai conosciuto anche dal punto di vista umano? Andresti fuori a lavorare, a vivere? Dopo questa esperienza sì, prima ero molto spaventata perché non sapevo Non niente. sapevi nulla, Esatto. cioè, sei mai stato. Dopo sì, ora sì? Sì, ora ci andrei. Dove andresti? Non lo so, probabilmente non andrei in Inghilterra, ma per una questione di difficoltà della documentazione. Ah, è difficile lavorare lì. Cioè, Eh. poter trovare cioè, c'è un visto adesso con la Brexit, quindi C'è un visto. ci sono problemi anche per andare, cioè per rimanere. Allora, non sono lavoro. proprio problemi, però diciamo che è necessario che l'azienda che ti assume faccia una sorta di sponsorizzazione. Ah, E quindi è necessaria una documentazione in cui loro provano che cercano proprio te, è necessario che tu venga da fuori dal Regno Unito per svolgere questo lavoro. Non tutte le aziende lo fanno, anche perché è un po' costoso. Poi comunque ci sono alcune clausole, non è difficilissimo. trovarlo. No, non è difficilissimo trovarlo, però ovviamente quando cercano persone molto qualificate, perché sennò non ne vale la pena neanche per loro. Per quanto riguarda i rapporti umani lì, allora ho trovato persone completamente diverse da qua, In che senso? proprio anche a casa mia, i genitori dei bambini, nella Che famiglia poi, aspetta, uno dei genitori è di origine italiana o sbaglio? di origine italiana, ma non ha mai vissuto in Italia. Ah, ok, c'era solo un po' di sangue. Solo il cognome, perché anche cognome. l'italiano lo parla un po' così. Ok. E non ha mai vissuto, non sapeva, ma è venuto in vacanza Sì, sicuramente. vanno in vacanza ogni anno, però non hanno mai vissuto in Italia. Persone molto alla mano in generale, ma non parlo solo di loro, anche persone che mi hanno presentato, adulti, proprio si interessano a te anche se sei una sconosciuta. Quello mi ha colpito Davvero? molto, sì. Si interessano molto a te come persona. Sono interessati a conoscerti, a scoprire il tuo carattere, queste cose, cosa ti piace, cosa non ti piace. Sono affettuosi? A No, modo loro, no. sono Ah, no. affettuosi a modo loro, però non calorosi come siamo Come qua siamo noi. italiani, come siamo noi italiani. Vabbè, è un luogo comune questo, Sì. però magari hai riscontrato cose differenti. E quindi dal punto di vista umano, Dal punto di vista umano mi sono trovata bene, anche con le amicizie che ho fatto. Non è particolarmente difficile fare amicizia perché è una città molto multiculturale, quindi alla fine ci sono persone da tutto il mondo, Europa, fuori dall'Europa, eccetera. È più difficile fare amicizia con londinesi, inglesi, no, vabbè, quello, perché ovviamente non ti calcolano, cioè. non esisti, come si dice proprio, non esisti. Ma parlo di persone della mia età. Poi ovviamente se c'è un giro di conoscenze, ah sì, ti presento la mia amica, ok, però così dal nulla raramente. Anche se in realtà mi è capitato un sacco di volte di girare da sola e comunque la gente ti ferma per chiederti qualcosa, 2 chiacchiere le scambi se sei al parco, Ah, cioè quello sì. E poi lì c'è una cosa che a me piace molto, qua in Italia non la fa nessuno, almeno qua in Sardegna. Ad esempio ci sono le piazze con i mercatini oppure le bancarelle di cibo, eccetera, e ci sono dei tavoli comuni, come se fossero installati dal comune, come insomma. nelle sagre paesane, intendi? Che Esatto. sono i tavoli. Ah, Però lì è normalità che tu ti siedi a fianco a uno sconosciuto in un tavolo così. cioè non devi chiedere il permesso. No, non devi chiedere il permesso, tu ti siedi tranquillamente o chiacchieri, se non vuoi parlare mangi per gli affari tuoi. Invece qua alla fine
Se ho un tavolo occupato neanche ti avvicini a chiedere. No, perché ti avvicini e mettono la borsa. È occupato? Non c'è? Sì, ma lo fanno anche con le panchine quello. Quello mi ha stupito molto, cioè magari tu sei al parco da solo, una persona, sei seduto in una panchina e ti chiedono ma mi posso sedere? Sì. E poi ognuno si fa gli affari suoi. Ok, oppure si può anche Oppure chiacchierare. parlano, sì sì. Cioè non è reputato sconveniente se ti No. metti a parlare, che bello questo. Sì, in effetti questa è un po' una nostra chiusura quasi. Siamo molto ospitali, ma anche allo stesso tempo un po', come dire, segniamo il territorio, cioè non mi devi invadere troppo, devo deciderlo un po' io se devo parlare o meno con te. Questo è interessante. Signorina, che altro fa lei nella vita? Cosa Oltre, faccio? sì, oltre che lavorare, qualcos'altro la fa, no? Sì, vado in palestra. Va in palestra a fare Sì. cosa? A Fitness? fare- No? No. Pesi? Pesi. Ah, Ormai lo faccio da forse quasi 2 anni. ok. Beh, un annetto sicuramente, l'ho fatto l'anno scorso. Niente, sto cercando di essere costante con questa cosa, con questo aspetto. Fondamentale, vero? Fondamentale, anche quello inizialmente l'ho iniziato contro voglia, perché... Anche quello. Sì. Cos'è? Anche le altre cose contro No, voglia. contro voglia erano gli scout. Ah, giusto, è vero, perdono. Mi dispiace questa cosa, non ricordavo. Vabbè, ma mica è altri- stato un trauma. Un trauma. Ho detto, mica è stato un Ah, trauma. ok, non mi ricordavo. Certo che vi abbiamo invitato ad andare, spinti. No, ma io mi ricordo, forse, trauma tra virgolette è stato quando magari dovevamo iniziare a fare le prime uscite in tenda. Cavolo. Non le volevamo fare, però ci andavamo lo stesso. No, io ricordo benissimo, vabbè, senza fare nomi, ma tanto sai chi è, che l'ho portata assieme ad Abbasanta per fare cos'era? Non era una route, era un 2 o 3 giorni lì. Sì. E a metà strada, cioè tornando, sono stato richiamato, venga a prenderla. E poi non ci sono andato a prenderla, l'avevo lasciata lì apposta. No, mi sono fermato e ho aspettato che si calmasse la situazione. Vabbè, sono quelle situazioni, perdonami amore mio, ma può succedere. No, comunque poi la cosa è andata a buon fine e mi disse è stata una bella esperienza proprio perché non ho ceduto alla tentazione di mollare, di tornare a casa. Vabbè, sono quelle esperienze di vita che vanno fatte in qualche maniera. Sì, ma comunque tutto l'ambito scout alla fine ti insegna un po' quello, secondo me. Costantemente, i campi, sì. arrangiarti, lo spirito di gruppo, i rapporti con gli altri, a prescindere dal fatto che sia cattolico o meno lo scoutismo in sé è una bella cosa, a me piace tanto, io penso che sia una cosa... Poi ho visto anche i percorsi di tutti, chi ha fatto lo scoutismo ha un modo di pensare un po' differente, quindi fosse stato anche solo un anno, Sì. quindi hai fatto 5, 6? Forse 6 sì li ho fatti. Eh? Sì, 6 li ho 6 anni li hai fatti. fatti, quindi comunque non sono mica pochi. Oltre allo sport, altri interessi quali sono? Allora, in realtà non saprei perché non sto facendo molto ultimamente. Ma a prescindere da quello che fai costantemente, gli interessi possono essere vari. Leggi? No. Aia. Ci ho provato soprattutto testi in inglese da quando sono tornata, ho provato a iniziare un romanzo. In inglese? In inglese. Per mantenere la lingua? Sì, Com'è per stato? non perderla. Difficile? Sì, è un po' difficile perché Davvero? comunque quando non conosci i termini o ti soffermi a vai a cercarli o vai avanti con la lettura perché se no non esci, diventa una cosa troppo lunga. Leggere leggo poco, magari guardo un po' più di serie, ma in realtà neanche quello non... E le serie le guardi in lingua originale? Sì, ultimamente sì, da quando sono tornata preferisco guardarle in lingua originale, Ma con sottotitoli? sottotitoli in inglese. Ma non è che va male, quello è una cosa... No, ma c'è un buon allenamento. Sì, infatti questa abitudine l'ho presa quando ero lì perché avevo bisogno di esercitarmi e di sentire persone parlare con diversi accenti soprattutto. Perché c'è bella differenza tra americano e inglese, Sì. mamma mia, tutta un'altra cosa. E quello lo stai facendo? Lo devi mantenere? Ogni tanto lo faccio, però diciamo che per fare quello ci vuole anche un po' di concentrazione, cioè Non è ti che... capita per lavoro di parlare in inglese, di avere... Sì, mi è capitato, Davvero? da poco sì. E com'è andata? Bene? È andata bene, però l'altra persona non era proprio inglese, ma siamo riusciti a comunicare.
Ah, non era di madrelingua? No, era polacco, però siamo riusciti a Quindi comunicare in l'inglese inglese. scolastico magari, Sì, sì, sì. molto semplice. Mi capitava di più nell'altro lavoro, magari c'erano turisti d'estate, sì, comunicavo in inglese. Con l'altro lavoro, quello dei 4 Sì. anni? Ah, Comunque turisti che venivano lì? Mhm. Ok. Senti, questa cosa ha un nome, ha un titolo, lo sai, no? Sì. Sì, lo so. Quindi io faccio una domanda a tutti, chiedo in base a questa chiacchierata, ma magari anche alle tue esperienze, quello che ti può venire in mente oggi, perché oggi ti chiedo, hai una parola che potremmo usare come titolo e quindi è A come? Non ti sei preparata? Sì, mi sono preparata, Ti ne ho sei due, preparata? ne ho due. Ah, ne hai due. Ne ho due e non so quale scegliere, però una mi rappresenta di più. Ok. Ha come ansia, No. che può essere vista sia in modo positivo sia in modo negativo, perché l'ansia è utile. Spiegaci. Allora, in modo positivo ti spinge comunque a fare le cose, nel senso, sì, Ho l'ansia di ho l'ansia di dare l'esame, dare l'esame. però alla fine lo dai, perché per quanto ci sia inizialmente una parte un po' irrazionale dell'ansia che poi ti porta al panico, c'è anche una parte razionale che ti fa ragionare e dice sì, ma io fino adesso mi sono impegnato, perché devo lasciare fino all'ultimo, cioè devo mollare all'ultimo. Quindi l'ansia comunque ti spinge un po' a raggiungere gli obiettivi, almeno per me è stato così. Questo è un senso positivo per Sì, te? per me è positivo E questo. quello negativo? Quello negativo è che ovviamente non ti devi far sopraffare dall'ansia, perché poi ci sono momenti in cui Che vai in panico. vai in panico, rimani immobilizzato e la parte razionale dell'ansia non arriva proprio al cervello, nel senso la parte che ti spinge poi a fare le cose effettivamente. Però è una Sì. parola che mi rappresenta molto, secondo me. Sei andata mai in panico? Sì. Conosci il panico? Sì. Come? Descrivimela. Non che Beh, ti viene ora, veramente lo no, descrivi. no. Com'è il panico? Un attacco di panico l'hai mai avuto? Sì, più di uno, ne ho avuto più di uno. Inizialmente non lo riconosci mai come attacco di panico, cioè magari lo riconosci dopo, Un paio di secondi? ma anche minuti, Ah. o lo riconosci a posteriori. Sicuramente il primo attacco di panico della tua vita non immagineresti mai che è un attacco di panico, pensi di stare male, di dover andare all'ospedale, che sia qualcosa Che di stai medico. morendo. Esatto, che stai Sì. morendo. Invece poi quando quindi ne ti hai viene- altri 2 o 3 capisci. Ma descrivi, no? Perché io l'ho avuto, che secondo me più di una volta, perché sono capitati mancamento d'aria. Allora, il Blocco primo della che ho gola. avuto, sono andata anche in guardia medica perché pensavo davvero di sentirmi male, avevo la pressione altissima, tachicardia, Ok. poi mi si era offuscata molto la vista. Pure? Sì, Non sei svenuta? non sono svenuta, però continuavo a vedere così, allora poi sono andata alla guardia medica, mi hanno fatto i controlli, mi hanno detto guarda, questa è ansia. E io ho detto no, ma non è possibile. Sì, guarda, sono tutti i sintomi, nodo alla gola, questo battito che non scendeva. E quindi poi... E la causa? Te la ricordi? Ma in realtà no, perché era... Cioè, molte volte l'ansia ti prende nei momenti in cui sei apparentemente tranquillo. Cioè, invece magari sotto sotto c'è un pensiero che ti preoccupa, che tu stai cercando di accantonare Mhm. e ti coglie nel momento in cui magari non ci stai pensando e salta fuori. Quindi l'ansia genera il panico si supera come? Dato che ne hai avuto 2 o 3. Per me piangendo. Come? Cioè, piangendo. Piangendo? Sì, io mi sfogo molto col pianto. Brava. Cioè, è una cosa... non lo so. D'accordo. Mi faccio un piantino, come lo dico io, come lo chiamo io. Ma un pianto di quelli... Un pianto nervoso. Cioè, non è un pianto disperato, no. Ma col singhiozzo? Sì, a volte sì. Allora è quello che sfoga quello. Perché il pianto, cioè, vabbè, ne parlavo l'altro giorno, non mi ricordo con chi, che non ricordo, forse quando ero piccolo, se facevano quei pianti un po' disperati, no? Quelli che ti viene il singhiozzo, ti manca l'aria, sei in affanno. Invece gli altri pianti che vengono da adulto sono pianti soffocati,
che ti scendono le lacrime, non sfoghi però, cioè hai un pianto latente ma non è appunto esplosivo, tu quello ti fai venire, ma te lo fai No. venire o ti viene? No, mi viene, cioè non è una ti cosa che posso controllare. Ah, Poi magari a volte sì, non lo so, dopo un evento stressante, un paio di giorni stressanti, sì, alla fine esplodo. Però a me il panico viene col pianto, cioè si sfoga col pianto. Ok, scusami, qual è la tua parola? Autonomia, Ah, tutte e due, anche autonomia mi caratterizza molto secondo me. l'autonomia mi sa che l'abbiamo già usata. Non Non ho lo so. guardato. Mi devo fare l'elenco, siamo arrivati a 34 e non me le ricordo Beh, più. ansia sicuramente nessuno. Ansia già non me l'ha detto nessuno. Ecco, poi mi viene in mente un argomento che non ho toccato con nessun ragazzo, perché sto cercando di intervistare il più possibile giovani che abbiano un'età fino ai 30 e non è facile perché vuoi la non conoscenza oltre che appunto a parenti, amici, figli di amici, non è semplice. Però una cosa mi piacerebbe, di cui mi piacerebbe parlare con te. Hai detto ansia e l'ansia mi è venuta, ti viene quando sei praticamente stressata. Ora, personalmente, cioè io quando avevo la vostra età, 25, 30 più o meno, e anche la mia generazione, non abbiamo mai usato la parola stress, cioè non era nel nostro vocabolario dire sono stressato, sono stressata. E invece è diventata una parola comunissima nel vostro vocabolario, lo usano quasi i bambini da 10 anni in su, sono stressato. Cos'è lo stress per te? Come te lo spiego? È un insieme di cose che vivo tutti i giorni, dalla più piccola alla più grande. Cioè magari una scemenza che qualcun altro se la sarebbe fatta scivolare, magari io non me la faccio scivolare, questo si accumula ad altre cose e mi genera stress. Ecco, ma è diventato una sorta di di scusa, cioè No. non scusa, Scusa? non scusa, no, è diventato una sorta di alibi, ecco, non scusa, sono stressato, sono stressata, quindi non mi scocciare, non mi rivolgere la parola. A noi non capitava questo atteggiamento, capito? Cioè allora io mi sono chiesto, ma è il frutto del mondo moderno, chiamiamolo così, del logorio della vita moderna, come diceva una pubblicità cinese, ma tu non la conosci, oppure è come dire, è un nuovo modo di definirlo, qualcosa che magari vivevamo anche noi, ci sei? Probabilmente sì, ha solo cambiato nome, cioè nel senso, secondo me c'è sempre stato ma non è stato identificato prima magari come stress. Poi adesso sì, ovviamente magari anche un ragazzo vivendo in un ambiente principalmente composto da adulti, magari non è stressato, però si definisce stressato perché vede determinate persone con un certo atteggiamento, allora associa che quello è stress e quindi sì, sono stressato. E nel tuo ménage vitale, non familiare, vitale, cioè quando lavoravi, quando studiavi, quando eri al liceo, quando Sì, io mi definivo stressata. Sempre? Sempre. Ah, ecco, sempre. Mi definivo stressata. A casa, a scuola, agli scout, al lavoro No, vabbè. 1, lavoro 2. No, ho iniziato a definirmi stressata con lavoro 1 e università. Lì. Ma lì potevi averne Lì ragione. basta. Poi, cioè in realtà è solo quello il periodo in cui mi sono definita stressata. Ora sì, ma perché cioè, mi rendo conto che non è vero e proprio stress, nel senso ho iniziato una cosa È ansia da nuova. prestazione. È ansia da prestazione. No, è vero, perché cioè, io voglio sbagliare il meno possibile. Attenta, perché sbagliare è importante. Lo so. Poco, però è importante. E infatti è quello che sto facendo, sbagliare poco, certo. Non Perché voluti però li faccio, ovviamente. Okay. Ah, perché chi non fa non sbaglia, il No, detto dice certo. così, per cui è importante. Però non mi definisco stressata ora, è un altro tipo di stato d'animo. Ti sta piacendo il lavoro che stai facendo? Nì. Più o meno, sì, dai. È una prima esperienza. È una prima esperienza. Ovviamente cioè, non posso dire che mi piace al 100% perché non so neanche esattamente tutto ciò che devo fare, perché è un mondo molto vasto. È un mondo poi in modifica, cioè come si dice, in cambiamento. Sì, in Cioè che ogni cambiamento. giorno fai una cosa nuova.
non sai mai qual è la cosa che devi fare domani, o c'è un minimo di... No, un minimo di coerenza c'è, però in realtà non sai mai quello che può capitare il giorno, diciamo, quindi quello sì, magari mi mette un po' di ansia, però... Lo stai imparando anche al suo tempo, quindi è bello. Sì, sì. Quindi il fatto di aver fatto del lavoro prima è importante, no? Questa cosa, vedi, perché stiamo parlando di lavoro, con tutti gli ospiti affronto questo argomento che mi preme tanto, perché a volte ho dato dei giudizi probabilmente, come si dice in francese, tranchant, cioè che tagliano in due. Ho reputato i giovani poco disponibili a imparare, poco disponibili a fare lavori manuali e umili, poco disponibili cioè che preferiscono magari stare a casa, non far nulla, anziché andare a imparare un lavoro magari anche sottopagati o non pagati, e questa cosa un po' mi è stata un po' criticata, come dire, tu non ti sei confrontato con altri ragazzi, quindi non puoi capire cosa c'è dietro. Secondo te, ecco una domanda che ho fatto anche nell'ultimo episodio, secondo te cosa incide il problema della ricerca del lavoro, disponibilità del lavoro, atteggiamento col lavoro? Cioè qual è il DNA del ragazzo di oggi, del giovane di oggi, secondo te, o per la tua esperienza o per quello che magari hai sentito dai tuoi amici o chi sta cercando lavoro? Cioè quali sono i problemi che stanno riscontrando i ragazzi rispetto magari a un'offerta che io pensavo ce ne fosse anche a sufficienza di lavoro, ma tu mi hai detto di no. Per me non è sufficiente l'offerta, cioè da quello che ho visto io non ce n'è abbastanza. Okay. Per la mia esperienza, per quello che vedo, i ragazzi sono disponibili a lavorare. Il problema sono le condizioni in cui ti mettono i datori di lavoro, perché ok, capisco che io devo imparare una mansione, devo imparare un mestiere, lo faccio sottopagato, ma fino a un certo punto, perché c'è un minimo sindacale, tu sai. C'è un minimo sindacale, ma soprattutto, a parte lo stipendio, cioè sembra che non venga quasi riconosciuto tutto il tuo tempo, il mio tempo e la mia formazione soprattutto. Cioè, quello che dico io, anche quando ho fatto colloquio in cui mi è stata proposta una miseria, io ero disposta a farlo, perché comunque era una cosa che ci avevo visto lungo, ho detto sì, a lungo termine mi può essere utile, perché comunque sto imparando delle cose. Però quando vedo che non apprezzi nemmeno la mia formazione, cioè la tua formazione precedente? La mia formazione professionale in generale, che sia studio, che sia esperienza lavorativa, cioè secondo me non veniva considerata proprio, non la vengono considerate, ma vengono sminuite, come se fosse tutto scontato. Non è scontato che io a 25 anni abbia questa esperienza, che mi sia presa una laurea. Okay. Cioè, questo è quello che mi dà molto fastidio riguardo il mondo del lavoro di oggi, perché cioè, secondo me viene veramente sminuito tutto quello che si è fatto fino a questo momento, ma non solo per me, anche in altri settori lo vedo. Cioè ci sono persone che conosco, hanno studiato 5 anni, laureate, stanno lavorando da 5 anni se non di più in un determinato settore, sembra che sia tutto ovvio e scontato. Che sono 10 anni di formazione. Esatto, e non è scontato. Cioè, quello secondo me è il problema. Questo avviene fuori, tu hai avuto magari modo di capirlo nei suoi 6 mesi, 8 mesi, quanto hai fatto? 8 mesi? Sì, quasi 8 mesi. 8 mesi. Lì hai visto come funziona? Che sei informata, non lo so. Non l'ho visto esattamente. Hai conosciuto qualcuno che lavorava? No. Ho conosciuto solo persone che facevano il mio lavoro o sì, qualcuno che lavoricchiava, ma erano cose diverse. Però parlandone anche con la famiglia in cui vivevo, innanzitutto loro mi hanno detto che la retribuzione è completamente diversa, e poi già il fatto che io gli ho detto che avevo una laurea triennale, ci sono rimasti male. Loro ci sono rimasti male perché per loro lì avere una laurea è considerato un qualcosa di... È un livello altissimo, esatto, costa un botto di soldi. Costa un sacco di soldi, quindi loro ti ritengono come persona super qualificata, allora meriti di ricevere uno stipendio adeguato. Era quello il discorso che mi facevano loro, perché magari poi gli raccontavo, non lo so, esperienze di miei amici, retribuzione media che c'è qua a Cagliari, cioè loro rimanevano scioccati. Lo so, vabbè, dovevi sempre parametrarla sì, ovviamente, alla vita, però
Da noi a Cagliari il costo della vita è alto, perché se pensi agli affitti di una camera, dici ma porca miseria, quasi quanto Milano, e non abbiamo certo il mercato del lavoro di Milano, per dire, a livello italiano, a livello londinese, inglese, non lo so, ma costa moltissimo un appartamento lì, no? Sì, sono completamente, cioè è un mondo completamente diverso, però loro premevano molto sul fatto che bisognasse dare valore al titolo di studio che ti sei guadagnato. Certo. E secondo me è una cosa giusta e io continuo a pensarla così. No, è vero, perché se uno ha studiato, comunque qualsiasi corso di laurea ha fatto 3 anni minimo, la magistrale, ha fatto 3 anni di esperienza, di formazione che dovrebbe essere riconosciuta, senza contare appunto l'investimento economico che uno fa, però dal punto di vista anche esperienziale non è poco, non è assolutamente poco. No, ma anche investimento di tempo, cioè è quello secondo me che non viene capito. Il tempo. Senti, tutti i tuoi amici e amiche riesci a fare una fotografia della percentuale dei ragazzi e ragazze che hanno trovato lavoro, lo stanno cercando, che si sono laureate magari, o quelli che magari non sono, dopo il liceo non sono andati all'università, come si stanno trovando in questo, nel mondo del lavoro, diciamo, come ti ho chiesto prima? Allora, dopo il liceo che non ho continuato l'università, me ne vengono in mente molto pochi. Tutti sono andati... Quasi tutti sì, o comunque ci hanno provato e poi magari non è andata a buon fine, dopo un po' hanno mollato. Ora? Lavorano? Sì. Sì, lavorano, però in realtà non me ne vengono in mente tantissimi. Uno sicuramente lavora nell'edilizia, altre persone... Ma ha seguito le orme del padre magari? No. No, per conto suo? No, ovviamente è dipendente, però non so esattamente come sia, però la maggior parte delle persone che conosco hanno intrapreso un percorso universitario e lo stanno ancora continuando. Non hanno ancora finito. Non hanno ancora finito, ma persone che hanno deciso anche di fare la magistrale, quindi non solo i 3 anni ma altri 2 di studio. Sinceramente sì, sono circondata da persone che investono tempo nella formazione. Quindi poi ovviamente anche parlando si aspettano in un futuro di trovare una posizione dignitosa per quello che hanno studiato. Futuro? Come ti vedi fra 10 anni? Non ho idea. 5? Non ho idea, sicuramente 3 anni non so se mi vedo qua sinceramente. Hai la voglia di andartene? Sì, ho la voglia di fare un'esperienza fuori, un'esperienza lavorativa, cioè seria, non come l'au pair che ho fatto. Sì, Paese? Unione Europea sicuramente, sì. Però, uno vale l'altro? No, non uno vale l'altro, però non ci ho ancora pensato. Vabbè, sono passati 3 anni, non te ne sei manco accorta, il biglietto dove lo fai? Il biglietto dove lo faccio? Domani, parti domani. Devi partire fra una settimana. Forse in Danimarca, ma per esperienze, cioè per sentito dire. Hai sentito dire, l'ho immaginato. Non solo da amici, anche da altri? Anche da altre persone, sto vedendo un sacco di persone che stanno andando lì, quindi sarei curiosa, però non so se sceglierei proprio quella come prima meta. Potresti provare un periodo. Sì. Quindi Danimarca, hai sentito molti parlare della Danimarca? Sì, e ho visto anche molti che si sono trasferiti da qua a lì. È vero, Sì. qualcun'altra mi ricordo. Seconda scelta? Irlanda. Irlanda. Sì. Non ti è spaventato il clima un po' rigido, il freddo? Hai avuto freddo? Sì, ho avuto freddo, ma come dicono tutti è un freddo diverso e io non ci credevo, e invece è così. Sì. Il nostro freddo è umido, porca miseria, diciamo in sardo. Friuso e galera, che vuol dire freddo di galera, sì. E basca e morri, che vuol dire caldo da morire. Vabbè, sto rompendo le scatole. Tanto per chiudere in un modo un po' locale, tanto abbiamo fatto quasi un'ora e ci siamo come tempi, non ti è sembrato, vero? No. Quindi ci lasciamo con l'ansia? No. No, dai. No. Con l'ansia buona. L'ansia buona è quella cosa che mi hai detto prima, no? Quello di fare, non vedo l'ora di chiudere quel progetto, non vedo l'ora di vedere quella persona, non vedo l'ora di partire. Quella è un po' un'ansia.
Sì. Entusiasmo. Sì. Io la vivo anche come ansia, però sì, entusiasmo. Ok, È entusiasmo. vero. Va bene. Allora ci sentiamo quando tornerai dal prossimo viaggio. Va bene. Va bene. Ciao Franci, anche se Ciao. ti sto portando a casa dove abitiamo, stiamo andando a casa, stiamo tornando a casa. Ciao Franci, grazie. Ciao, grazie. Grazie a voi. He's just a snake.